Cari amici, in questa settima puntata seguiremo la fondazione di due collegi voluti da Sant'Alfonso, quello di Pagani e quello di Deliceto. Interessante sapere che il collegio di Pagani e la stessa basilica, in parte, sono frutto di un'idea di Sant'Alfonso e del progetto di Pietro Cimafonte. O Cullegge de Pavana. O paese de Giurana, to dica se non conosce buone che li paese, non stava troppo lontano da terra in Ucera e de Pavana. E voce camminavano, eppure là arrivavano e notizie in coppa a Sant'Età d'Affonso e in coppa a tutte le fatiche che facevano i padri da nuova congregazione. Predica, confessione, missione, esercizio e spirito, direzione e spirito. E Pavani gestivano prevete e si chiamava Don Nicola Tipaldi. Questo aveva spesso a Giurana e potete vedere quelle che facevano Affonso e Lati Padre. Ma poche ricche e vecchie parrucchiane dei Pavani, Don Ciccio Contaldo, voleva lasciare la parrocchia sua a Ati Prevete, stu Don Nicola parlaia e Affonso a questo parrucchiano. Affonso che i compagni suoi facette una missione pavana e là per là si parlaia e arapì no collegio dei padri missionanti. Quel era l'anno 1741 e all'icordate buono. Ma ti dico pure perché te l'hai a ricordare. Tu a sapere che Affonso campaia assai a lungo e morette a quasi 91 anni. Vuoi sapere a dove morette Affonso? E dove ha stipato il corpo suo? E Pavana. E beh, o Signore volette che i padri trasessero dentro a sto collegio quando non era ancora venuto, solamente il 24 settembre del 1745. Infine a quel giorno, a contato il 13 ottobre del 1742, o padre Sportella, Mazzina e Giordana erano stati dentro la casa di Don Ciccio Contaldo e sapesse che passavano Affonso che compagni suoi per sto collegio dei Pavani. Tutto cominciava con una grossa ammidia che afferraia Prevete e Monaci. E appresso a questa si mettettero pure altra gente. E ettano a contare un sacco di pallo, vescovo, re o papa. Mettettero in mezzo una paglietta. Sfruttavano i padri. Ma capanzista, dopo che aveva inchiuso male parole il fratello Antonio, che zappava dentro all'orto, zumpaia la sepe e o paccariaio. E poca Malerva non aveva soddisfazione del re, che faceva stima d'Alfonso e lo difendeva a essi e a tutta la congregazione sua, in una maniera quasi impisa, aspettavano un momento buono per farsi ballare tutta la fravoca del collegio, mettendoci sotto 2 barili poveri. E se ho fatto non succedette, fu perché uno e che l'apparenza impisa, a sera prima, afferrata dei scrupoli, gli ha raccontato tutta la storia a padre Mazzina. E a fora a tutto questo, gestiva pure che Don Ciccio Contaldo s'era messo purissimo contro i padri. Ma il fatto afflittivo era che i padri, quando arrivai nei Pavani, alloggiavano a doisse. Fior di tu, come potevano campare i poveri padri? Salutavano Contaldo e non avevano risposta. Per attaccare corto, ti dico che padre Mazzina e compagni stavano come dentro una galera. Insomma, tutte cose erano così malamente che ha consigliato pure a altra gente Affonso a risolvere e lasciare sempre i Pavani, esse con tutti i padri,
scutuliandosi pure la povera sotto le scarpe. E l'avesse fatta, se o Monsignore Falcoio non avesse detto e indostai i piedi in terra e rimanè là. Come già t'ho contato, e padre trasettano dentro il collegio solamente il 24 settembre del 1745, ma tutta la muina che ci stava non finette. A gente contraria ai padre, pensaino e fa sgarrupare il progetto dei missionanti pavani, giocando in coppo fatto che a quel momento a chiesa di Santo Domenica, a dove avevano a dire la messa i padri, non era ancora venuta e l'amia erano ancora puntellate. Avete a pensare, se fermammo in coppa a chiesa, se non la facemmo rapire, chi sti priepiti se ne vanno a casa. E per portare avanti questo progetto, mi scaino così e carte fino a ottenere do Sacro Consiglio del Re un decreto che parlava così. I padri missionanti e pavani non hanno a muovere niente più, hanno lasciato le cose come stanno. Ma se arrivava i pavani questo decreto, i padri avevano aizato e bavattelle e irsene. Perché questa avversione verso i padri di Sant'Alfonso era costruenda casa religiosa? Il motivo era il seguente. La popolazione era affascinata dalla personalità e dallo zelo apostolico che mostravano i padri e incominciarono a dirottare donazioni, lasciti, celebrazioni di messe, predicazioni a beneficio quasi esclusivamente dei padri. Quindi, dispiace dirlo, tutto fu orchestrato da sacerdoti e monaci. Padre Sportel, che bello pagliette napolitane. Ma sente, co fatta è bella. O padre Sportel venette a sapere e questo decreto per via certi amici dei padri. A questi amici sapette pure che un ufficiale aveva fatto sapere o decreto e che essa si fermava un momento a nucere prima di arrivare a sera e pavane. Padre Sportel preaia questi amici e indartenè con loro a nucere per tutta la nottata l'ufficiale do Sacro Consiglio. Con qualche festina o con altra scusa, l'ufficiale dormette a nucere e arrivai fisca e pavane a mattina appresso per leggere il decreto. Petramente in ta nottata, Padre Sportel, che prima di diventare sacerdote era una buona paglietta dentro il tribunale di Napoli, con certe fravacature in basta d'ascia, ien pure contro il pensiero del capomasta, sciarmai e lamia, levai e puntella, apparaino fosse qua e là, mettette una cucchiara di caucia dove ci voleva, se stimai in ardare legnam, appuiai dentro un pizzano confessionile mezza scassata, facette bella l'ardare e commigliai e zelle da fravaca con lenzuola, tappeti, fettucce e rusette e pezza. E poca a chiesa s'era lavata la faccia, o padre Sportel che la sera stessa cercai o vescovo a licenza da benedicere. A mattina appresso, al bando giorno, dicette a messa, facette a predica, confessai a gente. A stessa mattina, all'era, arrivai l'ufficiale e quis una morre gente che volevano vedere la faccia che facevano i padri a sentire quello che diceva il decreto. L'ufficiale
chiamai padre Sportello e tutti quelli che stavano in da casa e dicetta così: per volere do sacro consiglio del re, non potete cagnà o spostare a qua a là, mancano spruccole e avete lasciato le cose così come stanno. Sì, va buono, come decide voi, rispondette padre Sportello, ma ci tengo a vi far sapere che questa è una chiesa e che io, dentro a questa chiesa, già ho detto la messa, già ho predicato e ho dato i santi sacramenti. Ti puoi immaginare come rimanettano i nemici dei padri, con parmi in naso. Avettano voglia di scomigliare il zelle da fravoca e dicere che quella non era una cappella ma una stalla. Non ci fu niente a fare. Per quello giorno, come scriveva padre Tannoia, Farfariella restai scurnata. L'avversione contro i padri fu senza esclusione di colpi. Ci furono provocazioni, calunnie, falsificazioni di documenti, cause e ricorsi. Sant'Alfonso rispolverò le sue attitudini di avvocato e padre Sportelli mostrò le sue migliori capacità di forte e astuto combattente. I padri vinsero la causa e gli avversari dovettero arrendersi. Ma la storia della guerra contro i padri è ancora andata per qualche anno buono. Lo sapete quando finette? In due mese d'ottobre 1748. E voi sapete pure come finette? Finette per via di una buona azione fatta a padre Mazzino, coati padre, e per una buona azione d'Alfonso, che a fuori a tutta la santità teneva pure tanta prudenzia. O padre Mazzino fu il primo con tutti i padri a chi a visitare e più una volta Domenica di Maio, proposito da parrocchia di Pavano, quando questa una sera nel monastero di Santa Chiara fu mazziato buono con poni e curtielle a un giovane. Questo giovane già teneva questo perché chi le diceva che va a camminare più dritto, lasciando stare una femmina malamente. O povero sacerdote stava così arruinato che non lo potettero portare a casa sua e l'appuiarono in la foresteria di Monaca. Per quello che i padri facettero per esso, trasettero dentro cuore domenica e a così questo cagnai o parere suo. A quello giorno a cominciare a difendere i padri andando a tutte le prieve e monaci che prima stavano contro loro. Alfonso ci mettette pure a mano. Poco dentro a questa storia dei pavani ci stavano interesse per una donazione fatta ai padri, bella e buona Alfonso decidette e lasciò sta donazione, mantenendosi poca roba per sostegno dei padri. E a così, a dove non ci potettero pagliette e sicutenosse, abbastarono e superchiarono a carità e a prudenzia. E mo' e pavana, guaia a chi tocca i padri missionanti. Veramente che pavana ci stava ancora a midi a violenza contro i padri e succedeva tutto che lo bene è Dio, Alfonso si mettette a capa sotto a faticare per dentro i paesi da Puglia. A metà di novembre 1744 tenne una missione a Iliceta e cose vanno così buone che la gente che prevede e covescovi bovine che a vigilia Natale quell'anno arapa nato collegio a Iliceta.
e i padri si arrangiano in un monastero che era appartenuto a dei monaci, in coppa una montagnella e fuori mano. Ci sta pure una chiesierella, con una bella fiora da Maronna da Consolazione, che piace assai a Alfonso. Dinta sta casa, ai primi tempi, ci stettano Alfonso quati compagni. Tra questi tali corde i padre Cafaro, San Severino, Villana, Torta e Vito Curzio, o fratello laica che sia fatta la volontà di Dio, moretto il 18 settembre 1745 e si è nasciuto fuori per la cerca. O povero fratello, un tramente stava fuori, una sera non fu a cuovete come si sperava dentro un monastero e fui costretto a dormire all'aria aperta, mezzo alla campagna. In da nottata, la vanetta una freva così forte che non potette arrivare a casa di Licete, ma fui aiutata da una buona previta. E poco fratello per la malattia che teneva non si poteva muovere, sto previta sottenette a casa sua per 49 giorni, insino alla morte del fratello. Vito Curzio fu il primo fratello laico, il primo pecuzzo da congregazione e fui pure il primo congregato che si chiamai o Signore. Alfonso cantai a messa o funerale e s'avette fermare più una volta per la basca e per lacrime assai. Come ascolterete fra poco, la vita di Alfonso e compagni a Deliceto era scandita da predicazioni, esercizi spirituali, vita claustrale e molte sofferenze. Ma bisogna precisare che Alfonso trovava sempre il tempo di scrivere e pubblicare opere ascetiche e teologiche, insieme anche a testi poetici, alcuni dei quali musicati. Vi cito solo un'opera di modeste dimensioni, ma celeberrima, Visita al Santissimo Sacramento e a Maria Santissima. Non facevano penitenza, se morevano di fame. Forse da Sarraia a dimannata, sia Alfonso e compagni ievano pa cerca. Io saggio che mo, e pure prima, i padri missionanti, oppure i padri Sant'Alfonso, come mi chiamano mo, non vanno e non ievano pa cerca. E come aiuto ho fatto con fratello Vito? Ho fatto era che i Licete, Alfonso e compagni, non facevano penitenza, ma si morevano di fame. E per arrangiare qualche cosarella, venne a dicere no poche grana, Alfonso mannai attorno fratello Vito. Io già t'aggio contato che quando Alfonso accettava la rapina a casa, no collegio, l'accettava sempre con una renneta, perché i padri avevano a fare immissione gratis. Ai Licete, o sacerdote Don Giacomo Casate aveva deciso che a morte sua tutto il patrimonio e pure il renneta ievano i padri. Ma a questo tempo do conte, salutaisse, era ancora vivo. E tornammo a vita estiente dei padri a Licete. O padre Tannoia, scrivendo queste cose succedute a Licete, si spiega chiaro e tunne, più o meno, con queste parole. Io ci sono passato per questa storia di Licete, perché sono trasuto in mezzo ai padri missionanti proprio in quel collegio,
a ottobre 2746 e fatta e conosco assai buono. Ma tu potissi pensare che io sto in scena do sing, perché sente che dicevo o padre Francisco Garzil che trasette dinta congregazione o principio e che lo stesso anno. O padre Garzil, no canoniche e fogge, che purisse apparteneva ai compagni d'Affonso, contava così come campavano i padri ai liceti. O pane era pane e grana, nera come manogravone e fatta che piera. Più una volta non ci mancava pur sì che sta specie di pane. E tanto, un vecchio rummito che campava con poche crepe e con un morso di terra vicino al collegio, si muoveva a pietà in noi, si intendereva e non ci davano poche robe per mangiare. Per prima piatta ci stava o semmola, o pane cotto, o fava. La carne non si vedeva mai e a malapena qualche volta dentro il primo piatto non ci poteva trovare una coda nei lardo. Era una festa, si poteva avere un pezzo di carne, e pecore o e vacche, morte e stiente o e malattie. E frutta erano castagne salvatiche, fave o cicero arrostuto. Qualche volta ci stavano sovere secche e a così toste che sapevano mettere a mollare. O vino poi era scarso, adeguato e quati di fetta. Non si usava né zucchero né pepe. Ai liceti, Affonso ci mettette il primo noviziato da congregazione. A prima, tutte le nuove congregate erano gente fatta. Potevano essere suddiacono, diacono, prievete. E questi facevano esperienze e hanno appreso Affonso. Ma poi si decidette che potevano trasire in da congregazione pure i giovani di 18 anni. E questi giovani avevano a fare un noviziato. Erano anni che passavano dentro la casa ai liceti, pensando solo a pregare, a fare meditazione, a leggere i libri del Vecchio e del Nuovo Testamento, a sentire i discorsetti del Padre Maestro, per virtù della vita cristiana e della vita religiosa. O Padre Maestro, a così si chiamava e si chiama pure oggi, o Padre che ha da pensare a tutta l'allocuzione dei novizi, fu o Padre Cafara. Era no Sant'Om. Essendo l'anno del noviziato, nanna dei giovani, hanno da capire se o Signore e chiamano veramente per la strada della vita religiosa e missionaria, la vita dei novizi ha da essere per forza una vita un poco sacrificata e mortificata. Ma però, a quel tempo, la vita ai liceti era una cosa che non si può credere. E stiente erano tante e tante che chiunque che voleva trasferire la congregazione se ne scette, chi per la porta e chi per scuorne per la finestra. Per questo fatto, Affonso decidette che il noviziato era meglio da portare giurare. E a così facette. O padre Andrea Villani fu il primo maestro del noviziato e giurane. E dentro a questa casa, lontano dal rumore e imbroglio del mondo, si sono preparati centenari e centenari giovani che hanno scivuto e appresso a Gesù Cristo predicando il salvamento a tutte gente, e specialmente ai più poverielli. Così termina questa puntata. Nella prossima parleremo, oltre che di Sant'Alfonso, del collegio di Materdomini di Caposele e di una vicenda personale che riguarda la vita di San Gerardo Maiella, che in questo santuario di Materdomini
oggi si venera. Arrivederci alla prossima puntata.